L'incendio era molto forte, materiale legno, quindi raggiunta la temperatura cominciava, è difficile insomma. Quante autobotti? Abbiamo utilizzato 3 autobotti, sia del comando di Treviso, sia quelli di Montebelluna e di Castelfranco. A ciclo continuo? A ciclo continuo che ancora adesso stanno funzionando. Si presentava così alle squadre dei pompieri ieri sera intorno alle 19:45 il rogo alla falegnameria De Zen di Caerano. Un intervento subito molto problematico a partire dall'approvvigionamento d'acqua in parte dalle bocchette in loco, in parte direttamente dal vicino canale Brentella. Siamo riusciti a stabilizzare l'incendio prima che il fuoco interessasse la parte con la copertura eterna, quindi è stata poco danneggiata, siamo riusciti a salvare sia la copertura che anche il deposito di materiale che era all'interno del capannone. Fiamme altissime, temperature elevate hanno fuso le travature dei 2 capannoni frontali facendo collassare sul legname in fiamme l'intera copertura in cemento, mentre il lavoro dei pompieri si concentrava nel creare una barriera d'acqua tra le fiamme e i magazzini colmi di legname stagionato con coperture in Eternit che hanno creato più di qualche timore ambientale da parte dei vicini. Una certa impressione il fuoco lo fa. Ho visto la colonna di fumo e i primi arrivi dei soccorsi e sul giro di un quarto d'ora fuoco dappertutto e il collassamento delle volte della copertura. Se vedevi di fronte qua, vedevi una marea di fuoco di fronte là, un disastro completo. Un muro di fiamme affrontato da oltre una cinquantina di vigili del fuoco. Hanno lavorato parecchie squadre sia di Castelfranco che Montebelluna, Asolo e di Treviso durante la notte per spegnere l'incendio, quello più rilevante insomma. Ecco, in questo momento è ancora difficile capire da che cosa sia partito. Sì, in questo momento c'è la nostra squadra, il nostro personale di PG che sta dando le prime indicazioni, sta vedendo i primi rilievi per poi cercare di capire da come è potuto partire l'incendio.